Letteratura migranti, oggi un interessante convegno organizzato all'Equa da Agoramundi. Sì, noi ringraziamo la Scuola per Mediatori Linguistici Agoramundi nelle persone del professore Saia e della professoressa Cordaro per aver voluto scegliere la location del consorzio universitario per svolgere questo importante convegno. Sarà un momento di confronto, ci saranno le relazioni di illustri personaggi che diciamo, si occupano di temi dell'emigrazione. Per noi la Scuola per Mediatori Linguistici è un punto di riferimento importante per quanto riguarda gli studi e le ricerche dei fenomeni migratori. La scuola ha istituito presso il consorzio un importante corso di laurea con un corpus di docenti di elevato livello che sapientemente è riuscito a mettere insieme il professore Saia. Questa attività, l'odierna attività, rientra nel quadro delle attività del consorzio universitario, ovvero nell'ambito della cosiddetta terza missione che noi stiamo svolgendo, quindi non soltanto i corsi di laurea ma anche attività di formazione e di approfondimento culturale su varie tematiche. Parliamo di questa iniziativa inserita nel progetto Global Learning 3, letteratura migranti, ecco l'obiettivo e lo scopo. Allora, l'obiettivo principale è quello di promuovere giovani scrittrici emergenti dal background migratorio. La scuola Agoramundi, l'SSML per mediatori linguistici e culturali, si è sempre impegnata per dare un'informazione diversa rispetto a quella tipica che siamo abituati a sentire anche nei telegiornali, sui social, per quanto riguarda la situazione degli immigrati. Noi ci teniamo, lavoriamo da tanto tempo affinché venga riscritta questa storia, perché la storia degli immigrati non è soltanto la storia vista al negativo di persone che perdono comunque anche la vita durante la traversata del Mediterraneo, di persone che delinquono, ma gli immigrati possono essere un'importantissima risorsa e per diventarlo abbiamo bisogno di figure professionali che sono i mediatori linguistici culturali. Noi come scuola ci lottiamo affinché questi mediatori linguistici culturali abbiano una formazione completa attraverso una laurea triennale e attraverso la realizzazione di convegni che diano questo senso anche di inclusione, che sviluppano queste necessità. Perciò oggi siamo qui, siamo molto orgogliosi di aver organizzato questo convegno, grazie soprattutto al Consorzio Universitario di Agrigento. Abbiamo persone importantissime, ragazzi appunto scrittrici emergenti, quali Sabrina Fionai, che ha da poco scritto un libro meraviglioso che si chiama Addio domani, la mia incredibile storia vera, e Natalia Maraffini, vincitrice del concorso Lingua Madre, l'ultima edizione del 2021. Interverranno anche personaggi di spicco perché lottano affinché questa letteratura possa essere conosciuta a livello nazionale e internazionale. L'ideatrice appunto del concorso Lingua Madri, Daniela Finocchi, e l'ideatrice della piattaforma Nuove Radici World, Cristina Giudici, con una giornalista che ha sempre lottato affinché queste storie non vengano omesse, che è appunto Giulia Parini Bruno. Siamo molto felici inoltre che questo importantissimo convegno venga anche visto in diretta streaming attraverso appunto la nostra pagina Facebook, e vi invito anche successivamente a guardare questo convegno che sono sicura vi arricchirà. Oggi partecipa a questa iniziativa portata avanti da Agoramundi nell'ambito del progetto Global Learning 3, letterature migranti. Ecco, quale sarà il suo supporto al convegno? Allora, il mio supporto sarà incentrato sul mostrare all'Italia e alla realtà sociale di oggi che in realtà viviamo già in un mondo multietnico. Io ho origini argentine, sudamericane, ma il mio primo libro l'ho scritto con una consapevolezza da italiana. Così come gli altri magari non si rendono conto delle mie origini straniere, io stesso ho fatto fatica a riconoscermi le mie origini, però mia madre è argentina. Soltanto con la scrittura del racconto La straniera segreta e poi la vittoria del concorso Lingua Madre 2021 ho preso consapevolezza delle mie origini, e quindi l'importanza di essere qui oggi è proprio collegata al mostrare a chi ci circonda che la nostra comunità è già multietnica, anche se magari non si vede.
Allora, parliamo di questa iniziativa e della presentazione del tuo libro che farai su letteratura ai migranti, questa iniziativa organizzata qui all'Università di Agrigento. Per me è molto importante poter partecipare a questa iniziativa, non tanto quanto migrante ma in quanto figlia di migrante, e poter presentare finalmente il libro che parla della storia delle migrazioni della madre dalla Nigeria all'Italia e tutto ciò che comporta l'unione tra la mia e la sua storia, tra lei nata in Nigeria e io nata in Italia, in simbolo anche di una nuova generazione. Sì, è un'occasione interessante per chi come me studia da moltissimi anni la letteratura dell'emigrazione italiana, sia quella europea che transoceanica. Ovviamente è è un appuntamento interessante per mettere a confronto mondi diversi come sono stati quelli dell'emigrazione italiana e mondi come quelli attuali che l'Italia vive dagli ultimi 30 anni, e cioè della immigrazione. Per me che studio le scritture letterarie è un'occasione di confronto come in realtà ci siano tantissimi punti di contatto tra quelle scritture dell'emigrazione otto-novecentesche e queste scritture nuove di immigrazione. Credo che un confronto, una comparazione fra queste situazioni espressive, letterarie, linguistiche e con tutto il retroterra che esse hanno, questo confronto sia abbastanza utile anche per capire e studiare meglio l'importanza di queste nuove letterature che mettono in discussione alcuni aspetti della società italiana da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, ma mettono in discussione anche quello che si chiama il canone della letteratura italiana, e quindi come queste nuove scritture possono entrare nella circolazione scolastica, universitaria, di lettura della letteratura italiana contemporanea, in cui sicuramente queste nuove scritture di immigrazione stanno avendo una certa incidenza, una certa importanza, e forse lo avranno ancora di più in futuro. Sì, questa è un'ennesima nostra proposta formativa e culturale dedicata a questo territorio, che si sposava benissimo con il progetto che il Consorzio porta avanti ormai da 3 anni su promozione, cultura e anche formazione operativa. Questo è un momento importante perché abbiamo tante testimonianze dirette di alcuni scrittori, di alcuni professionisti che si sono interessati nel tempo di storia e di migrazione, e credo che per il territorio è un momento di accrescimento culturale rispetto a queste tematiche.